Cari amici, ben ritrovati. Oggi siamo tra Villa Santina e Ovaro. Siamo più vicini a Ovaro che Villa Santina. Ho percorso la pista ciclabile che da Chiassis, perché io ho imboccato la pista ciclabile a Villa Santina. La pista ciclabile porta per 2-3 km verso Chiassis, poi c'è un pezzo di un altri 2-3 km di asfalto e poi inizia un altro pezzo di pista ciclabile, che è quello che ho appena concluso, che porta a Ovaro. Ho già fatto il video in passato di questo tratto di pista ciclabile, cioè quella che da Villa Santina porta in questa zona precisa qui, ma mi ero fermato esattamente qui perché la strada, adesso ve la farò vedere, quella volta era ciottolosa, era ghiaiosa di sassi, era una strada bianca e io con la mia bici da corsa non me l'ero sentita di proseguire per evitare di bucare o di creare altri danni ai cerchioni. Un paio di settimane fa, parlando casualmente con un mio amico, mi ha detto che l'hanno asfaltato questo tratto e casualmente ieri sera, guardando tra i commenti nei miei vari video su YouTube, ho visto che un utente mi ha chiesto se questa pista ciclabile, questo tratto che io ho detto che era ciottoloso, portava effettivamente fino a Ovaro. Gli ho risposto che non lo sapevo, che nei prossimi giorni sarei andato. Allora, siccome oggi dovevo uscire comunque in bici e l'allenamento che dovevo fare si adatta al percorso e alla strada che ho fatto finora e che farò dopo, ho deciso appunto di unire l'utile al dilettevole e quindi di vedere se effettivamente la strada è asfaltata e se è ancora ciottolosa o no. Come si può vedere, io adesso procedo piano, poi staccherò il microfono. Come potete già vedere da queste immagini, la strada è asfaltata, mentre prima era già ciottolosa qua, quindi immagino che sia asfaltata. Se porta sino Ovaro non lo so, lo scoprirò a breve. Adesso stacco il microfono, metto il microfono perché se no non si sente bene con la telecamerina, purtroppo l'audio di questa telecamerina mi ha molto deluso. Comunque stacco il microfono, proseguo il giro e poi ci sentiamo al termine della pista. Io intanto la seguo e voi seguitela assieme a me. Partiamo! A breve vi metterò in sovraimpressione un po' di dati e li leggerò assieme a voi. Nel frattempo potete vedere che ci stiamo avvicinando ad una piccola area di sosta attrezzata da tavolo, panche e gazebo. Noterete che qui il fondo stradale, per circa una cinquantina di metri, non è più asfaltato, ma è composto da mattoncini bianchi. A questo punto si deve fare attenzione in quanto si attraversa una strada trafficata da autoveicoli. Per proseguire lungo la pista ciclabile è necessario procedere verso sinistra. Se si continua a destra, si continua per la strada aperta alla circolazione dei veicoli. Nel frattempo, come detto, ecco un po' di dati su questa ciclovia, la FVG 8A. Li leggo insieme a voi. Tenete comunque conto che un tratto di strada il GPS me lo ha assegnato completamente dritto, non seguendo alcune curve, per cui calcolate che il percorso potrebbe essere effettivamente un po' più lungo, ad occhio di circa 300-400 metri. Lunghezza 2 km circa. Dislivello positivo 37 metri, pendenza media 1,9%. Come vedete, l'asfalto è in perfette condizioni e la strada per chi pedala, ma anche per chi vuole percorrerla a piedi, non è per niente impegnativa, anzi è molto rilassante ed immersa nel verde. Come si può notare, il percorso è molto tranquillo e scorrevole ed in alcuni punti è transennato dalle staccionate in legno. Avvicinandosi ad Ovaro si può notare sulla destra la vallata con un bel panorama. La località è molto bella e la natura che ci accompagna lungo la strada è rigogliosa.
e da qui gli alberi lasciano il posto al panorama che permette di vedere tutta quanta la vallata sottostante. Lungo il percorso ci sono alcuni chalet e, se si è fortunati, anche se dall'inquadratura della mia telecamera non si riesce a notare, si può anche ammirare una piccola cascatella sulla destra. Ed ecco il ponticello al quale avevo accennato prima. Come si vede, si procede su alcune travi in legno, che rendono il tutto ancor più avventuroso. Dopo un bellissimo tratto completamente immersi nel verde, ci si avvicina alla città di Ovaro e si notano sempre più case e costruzioni e meno alberi. Anche la strada con l'asfalto perfetto lascia posto a quello un po' più consumato e dissestato, tipico della presenza delle auto, e pian piano, man mano che si pedala, ci si ritrova nel cuore del comune carnico. Ecco perché, nell'ultimo tratto di strada che ho percorso, bisogna prestare un po' più di attenzione, appunto perché è possibile la presenza di autovetture. Io proseguirò ancora per qualche centinaio di metri, proprio sino al cuore del comune di Ovaro. Ed eccoci amici, come avete visto la pista ciclabile porta esattamente nel centro di Ovaro, senza interruzioni, solo un attraversamento di un tornante come avete visto, al quale bisogna fare attenzione, e io sono proprio sotto l'arco dal quale inizia la salita per lo Zoncolan, quindi la pista ciclabile porta sino a qui. Insomma, così abbiamo scoperto che la pista ciclabile è completamente asfaltata e porta direttamente nel centro di Ovaro. Bene, vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video. Oggi posso dire Ovaro, Lucoral è stato qui. Un saluto in bici da Lucoral.